a cambiare programma. Un requiem per Telepadania, cioè per una televisione che al di là delle caratteristiche politiche, ideologiche, l'imprinting di ordine amministrativo, eccetera, sul quale appunto non c'è niente da dire, ma voglio dire, al di là della connotazione che molto spesso le è stata data da parte di chi non coglieva fino in fondo il messaggio della televisione, è stata una gran bella televisione. Perché ha saputo raccontare la vita del territorio padano, la sua cultura, le sue tradizioni, ha saputo raccontare attraverso diverse trasmissioni che piacerebbe qui ricordare. Prima però vorrei dire anche qualche parola a favore delle manifestazioni che si registrano in questi giorni a difesa del riso italiano e padano. Queste manifestazioni, che in altre occasioni non avrebbero richiamato più di tanto l'attenzione delle televisioni di Stato, delle cosiddette appunto mass media di regime, ebbene stavolta hanno bucato lo schermo, anche perché la raffigurazione un po' tradizionale che è stata data della Mondina a difesa certamente di un territorio, soprattutto quello padano, che si è poi configurato sul piano archetipico come appunto l'esaltazione di un certo tipo di femminilità, certamente anche sfruttata, però portatrice a suo modo di valori che purtroppo si stanno perdendo. Il problema qual è? Lo sappiamo tutti: arriva il riso dall'Oriente, è un riso che ovviamente è prodotto in maniera massiccia, anche lì attraverso sfruttamento certamente ben più serio e grave dello sfruttamento nostro di persone, ma al di là di tutto quello che conta è che il nostro riso, il grande riso padano, che poi è la fonte principale della nostra alimentazione, se ne rischia di andare a ramengo, come tantissimi altri prodotti. E voi capite bene che al di là della dimensione economica, che pur ci sta a cuore, c'è qualcosa che parte dall'intimo del nostro animo. Per chi ama la Padania, per chi ama la padanità, le terre padane in tutte le loro complesse forme e riti, non può piangere di fronte all'imminente e possibile fine, seppur lenta, graduale, ma forse per questo ancora più triste, del nostro riso, che subisce appunto la concorrenza dei risi che arrivano da altre parti del mondo o addirittura altre parti d'Europa. Io sono stato anche in quelle zone d'Europa dove si produce riso, richiamano proprio paesaggisticamente le nostre province di Novara, di Vercelli, di Pavia, ma quello che noi non dobbiamo mai dimenticare, io dedicai una trasmissione speciale diversi anni fa da queste onde al riso, è il fatto che la pianura padana, e quindi la Padania, intesa anche come civiltà, una volta vivesse di riso e fosse prima del grande arrivo del massiccio del mais o di altre diciamo prodotti, fosse il riferimento assoluto più importante. E qui abbiamo un libro che io ho già citato, ma che vorrei sempre avere, che foste sulle vostre scrivanie, accanto ai vostri tavolini da notte: Uomini e lavoro in risaia, il dibattito sulla risicoltura nel Settecento e nell'Ottocento, Franco Angeli editore. È un libro oramai molto vecchio, è stato prodotto nel corso degli anni 70, 80, l'autore è Luigi Faccini, ma rende molto bene che cosa? Il fatto che la Padania fosse un'immensa risaia, che si coltivasse riso in ogni parte del Piemonte, dell'Emilia, della Lombardia, del Veneto, e che quindi comunque, al di là del dibattito che si andò a creare, complice anche un certo tipo di illuminismo non sempre comprensivo delle nostre virtù e dei nostri mezzi per raggiungere la felicità, che vedeva nel riso soltanto la fonte di arie mefitiche che andavano a inquinare le città o i paesi. Ecco, al di là di questo aspetto, che pure è interessante, pure molto interessante, su quale si può discutere, c'era la coscienza fra 700 e 800 che il riso fosse fonte primaria di vita, di alimentazione, di commercio e di civiltà. Quindi vedere oggi in queste manifestazioni che si tengono in questi giorni
a favore del riso padano, diciamolo pure, apertis verbis, riempie il cuore di un'allegria per quello che è possibile ancora essere allegri di fronte a un mondo così globalizzato, appunto, che tende a sconfiggere le varie identità. Riso, fonte di alimentazione attraverso tutte le forme possibili, riso e latte, riso fatto in una certa maniera anziché l'altra, la paniscia, la panissa, il risotto alla milanese, risi e bisi in Veneto, il risotto emiliano che ha delle caratteristiche diverse, però ecco, la configurazione complessiva di questo prodotto e del modo con cui anche a livello di ristoranti molto certificati e anche in tempi recenti naturalmente, ma penso soprattutto alle trattorie, alle umili trattorie di una volta che non ci sono più, in gran parte sono scomparse, dove appunto il riso comunque veniva considerato anche nella minestra un elemento essenziale, un elemento fondamentale. Qui appunto rischiamo di scomparire noi assieme al riso. Naturalmente i mass media parlano in genere di Italia, ma quest'Italia è l'Italia padana, non è certamente altre forme d'Italia, anche se poi sappiamo che in Sicilia in piccoli margini si coltiva riso, in alcune zone della Sicilia, e del sibaritano, quindi in Calabria, quindi comunque non è immune il resto d'Italia da questa coltivazione. Quindi un plauso comunque complessivo, perché dobbiamo difendere a denti stretti quello che ci è più chiaro proprio dal punto di vista della tradizione di tantissime altre realtà. Voglio, prima di arrivare alla tematica di Telepadania, anche citare invece, cambiamo argomento, il mensile Il Timone, che dopo qualche mese, a mio giudizio un po' opaco, ritorna alle grandi battaglie a favore di una dignità dell'arte e della morale in questo numero di luglio-agosto, che tradizionalmente il Timone nei mesi estivi unifica 2 mesi in uno, al prezzo ovviamente sempre solito da diversi anni di 4 euro e 2. E in realtà quello che poi colpisce in questo numero del Timone, guidato sempre nomen omen dal famoso Giampaolo Barra, a difesa di alcuni valori tradizionali cristiani, ma non solo, ecco, non certamente solo quello, perché in fondo ci sono anche pagine che richiamano altri argomenti che comunque sono cari al mondo padano. Ebbene, l'inserto riguarda la cosiddetta dissoluzione pop, quando attraverso musica, film, moda, cinema e spettacolo parla la voce suadente del serpente, che ha uno scopo preciso, la distruzione del bene, del bello e del vero, e non ci facciamo più caso, o quasi. Al di là delle possibili posizioni che si possono assumere di fronte a questo mondo, e come sapete noi non siamo sicuramente tranchant, non siamo dei moralisti, non siamo dei bacchettoni, non siamo quelli che vogliamo per forza che le lancette della storia tornino indietro, per carità. Siamo per la libertà dell'arte, ma certamente alcune riflessioni di alcuni dei collaboratori, mi riferisco soprattutto a Carlo Susa, che ha scritto davvero un bel articolo, Il cinema e i nuovi dei, ma anche all'amico Mario Arturo Iannacone, che spiega come i bestseller librari siano come dei funghi molto velenosi. Ecco, si va a cogliere nel vivo alcuni aspetti della civiltà spettacolare contemporanea che sicuramente ha raggiunto dei livelli di asfissia per tantissimi motivi, che non sono soltanto strettamente legati a una dimensione etica e religiosa, ma proprio a forme di comportamento corretto dal punto di vista di un'etica collettiva, di un'etica sociale che oramai non esiste più. Il Timone è reperibile poi comunque in tantissime librerie ed edicole, e se no ovviamente in abbonamento. Veniamo a Telepadania. Telepadania è morta, viva Telepadania. Penso che sia stata un'esperienza unica nel suo genere per tantissimi motivi. Ricordiamo che nacque l'11 ottobre del 98 e quindi è riuscita a vivere o sopravvivere, così possiamo dire negli ultimi tempi, per circa un 16 anni, 15-16 anni, 3 lustri, che sono stati caratterizzati da tantissime trasmissioni. Quello che voglio dire, almeno per chi ha collaborato in maniera talvolta anche massiccia come il sottoscritto, ma ce ne sono tantissimi altri che eventualmente citeremo,
Questa battaglia è stata una battaglia non tanto politica o non strettamente politica, ma paradossalmente culturale. La Telepadania è stata, anche sotto la guida di direttori come Parisi, Fiorentini e Aurora Lussana, è stata colei che, il canale che è riuscito ancora a portare avanti un'immagine tradizionale nel senso buono della conduzione televisiva. Non si arrendeva a facili spettacoli, soprattutto a quegli studi che noi conosciamo anche nelle televisioni private, zeppe di gente che va lì a curiosare in maniera spesso inutile e rumorosa, ma fondando il tutto su dei dialoghi quasi di ispirazione socratica, vorrei dire, e non mi riferisco soltanto alle mie trasmissioni, ma certamente anche a quelli nei primi tempi di Oneto, poi di Polli e di tanti altri che hanno collaborato, Stefano Bruno Galli, tantissimi altri che hanno collaborato per rendere Telepadania così un modo di esprimere un livello di civiltà, che certamente non è soltanto la civiltà padana, ma è anche la civiltà dello spettacolo nel senso buono, cioè non uno spettacolo fine a se stesso, non un modo per accattivarsi la pruderie della gente, ma un modo di parlare, di dialogare, di soffermarsi su tantissimi problemi. Si va dal padanismo in senso stretto per arrivare fino alla sottolineatura della musica tradizionale o della musica folk o della musica dialettale, per arrivare anche a delle trasmissioni che cercavano semplicemente, come il mio Fiori di carta, di trasmettere l'amore per il libro in un mondo in cui oramai il libro, diciamolo francamente, sta un po' morendo, un po' come il riso, perché è subentrato internet, altri mezzi di comunicazione, la gente legge sempre meno, ci sono dei dati allarmanti, anche nella stessa Padania pare che la lettura del libro, quindi in un contesto che tradizionalmente risulta piuttosto evoluto, poi legato anche alla residenza di note case editrici come la Mondadori, la Rizzola, eccetera, ecco, negli ultimi 5 anni, complice forse anche la crisi, certo, ma non è solo questione di crisi economica, pare che la lettura sia diminuita del 12, 13, 15%, quindi siamo oramai di fronte a un'agonia del libro stesso. Ecco, quella trasmissione voleva far capire come la lettura di un libro implichi un livello di riflessione che non è soltanto strettamente intellettuale e culturale, ma è certamente un affondare nelle radici della coscienza, che certo ha a che fare con le radici della propria comunità, in questo caso padana, però soprattutto è fortemente una coscienza individuale nel senso migliore, figlia di una volontà di riuscire a diffondere la cultura senza colpi bassi, senza, diciamo, bordate trasversali, come avviene purtroppo in tantissime trasmissioni televisive. Il livello è sempre stato alto anche dal punto di vista delle immagini. A suo tempo voglio ricordare personaggi come Gesico Grossi che collaborarono a questo livello e per questo fine tantissimo, ma anche l'appena defunto Bertarelli e poi tantissimi altri che adesso sarebbe lungo elencare, a partire ovviamente dalla responsabilità massima che è stata sempre quella dell'onorevole Caparini, che ha cercato proprio di far diffondere il mezzo in maniera che non venisse mai meno la cultura, la comunicazione con la C maiuscola e quindi non strettamente soltanto la politica. Naturalmente chi avesse voluto identificare Telepadania come una televisione marcatamente soltanto politica, non la conosceva o non la voleva conoscere. Poi capitava spesso, ma penso che questo poi sia capitato a tantissimi altri colleghi anche che conducono trasmissioni radiofoniche in radio, ovviamente anche Massimiliano Romeo e Pilati, l'allora suo collega di Pilati che aveva la trasmissione, aveva una trasmissione anche in televisione, e via dicendo, sia capitato poi in realtà di incontrare persone per la via,
qualsiasi contesto, che pur non essendo simpatizzanti per il federalismo, il leghismo, che comunque erano colpiti dalla nitidezza dell'immagine laddove era visibile, perché sapevamo tutti che andava un po' a diffondersi a macchia di leopardo, Telepadania, dalla nitidezza dell'immagine ma anche dalla chiarezza espositiva dei conduttori, cosa che in un marasma come quello di oggi, dove non solo tutti dicono la propria, esistono i famosi tuttologi, no? Che vengono eletti, ieri sera ne abbiamo visti qualcuna senza far nome nella trasmissione Segreti e Delitti, no? Che sono in grado, oramai vengono riesumati come le salme al cimitero e sono in grado di dire la loro su qualsiasi cosa, qualsiasi realtà. Io penso che siano delle enciclopedie portatili, penso che oramai la scienza infusa in quei cervelli abbia superato qualsiasi limite. Ecco, di fronte a tutto questo, di fronte a in realtà una società dello spettacolo dove appunto i mezzi più bassi, le cosce, le tette, sono all'ordine del giorno anche sulle reti cosiddette nazionali, ebbene di fronte a tutto questo noi per 15-16 anni, dico noi, per cui io parlo come collaboratore, chi poi è stato responsabile a maggior ragione, ha fatto in modo che riuscisse ancora ad arrivare a tutti quelli che magari appunto facendo passare col telecomando come accade e non simpatizzando si rendevano conto che guardate che vi potrei portare tantissime testimonianze orali di queste persone, si rendevano conto che era meglio ascoltare una trasmissione culturale su Telepadania piuttosto che lasciarsi risucchiare dalla solita melma di tutte le altre trasmissioni e dati gli altri canali. Per quanto riguarda il sottoscritto, voglio ricordare, nel mio piccolo naturalmente, 6 trasmissioni, perché dal 99 fino al 2013 io ho prodotto, nel senso che ho condotto, ma naturalmente si trattava non solo di condurre, ma di ideare, progettare, passare del tempo che è necessario per riuscire ad andare in televisione. Non è che tutti oramai lo sanno, non è che si va lì come dei profeti e tutto finisce in quei 10 minuti, in quella mezz'ora. Fiori di carta, che era la trasmissione dicevamo dei libri, ma Memorie Libere, che fu la mia prima trasmissione, dove parlammo veramente di tutto, dai problemi giovanili per arrivare fino alle questioni di ordine economico. E ancora Tanti popoli una storia, in collaborazione con Mirko Molteni, attuale collaboratore di Libero e Italia Oggi, dove cercammo, stiamo parlando degli anni attorno al 2003, 2004, 2005, cercammo di raccontare la storia dei popoli italiani, certo soprattutto del popolo padano, ma paradossalmente anche di quei popoli che, pur non essendo padani, compartecipavano in questa grande bagarre che è stato il Novecento. E lì appunto abbiamo, anche attraverso dell'immagine, attraverso certamente la voce di commento di Pasini, sempre grandissimo giornalista come tutti gli altri naturalmente che sono passati che hanno collaborato a Telepadania, ma noi abbiamo costruito una storia che è la nostra storia, cioè il nostro modo di vedere la storia di questa incredibile realtà chiamata Italia, che non è una realtà unica ma appunto è una realtà plurale. E ancora Genius Loci, una trasmissione che era dedicata a tutti i luoghi più importanti d'Europa dal punto di vista turistico o dal punto di vista della storia e della cultura, ma naturalmente anche e soprattutto della Padania, per cercare di soddisfare i misteri, i segreti, le storie. Ecco, raccontare storie che nessun'altra televisione poteva in qualche maniera raccontare. E ancora l'ultimo, assieme a Stefano Bruno Galli, l'altro risorgimento, che devo dire, per le lettere che abbiamo ricevuto, le persone che ci hanno contattato anche nelle varie conferenze, poiché a quei tempi, per i 150 anni dell'Italia, ovvero per i contro 150 anni d'Italia, noi andammo a fare, ricevette un ottimo consenso. È una trasmissione che in nessuna parte avreste mai potuto sentire, anche perché 3 anni fa tutti i canali erano consenzienti, erano proni alla volontà del Presidente della Repubblica di rappresentare l'Italia come la più bella terra del mondo, costruita direttamente da Dio, attraverso uno sforzo di eroi, ma non solo Garibaldi e Mazzini naturalmente, ma milioni di eroi che avevano compartecipato a questa sorta di terra promessa,
promessa di terra eletta, appunto. Ecco, noi, io e Stefano Bruno, avemmo il coraggio di andare contro. Naturalmente abbiamo ricevuto improperi, i più grandi, se fosse qui Stefano, ma Stefano in altre occasioni sicuramente lo dirà da queste onde, degli improperi, delle incomprensioni. Voi siete quelli che bruciate il tricolore, voi siete quelli che mandate in rovina l'Italia, pensate un po', la crisi economica sarebbe stata colpa nostra. Ecco, questa è la realtà di fatto, questa è stata Telepadania, ha creato bagarre, ha creato dibattito, ha creato incomprensione, certamente, noi dannati, noi affossatori dell'unità, noi bastardi che volevamo così correre dietro alle carogne dei morti della prima e della seconda guerra d'indipendenza. Ecco, tutto questo è stato anche Telepadania, certamente i telegiornali estremamente condotti, certamente tutti i contributi giornalistici a vari livelli, in varie situazioni, i giovani padani in senso lato, che hanno sicuramente ravvivato grazie alla loro vivacità, alla loro voglia, alle loro finalità. E ancora ricordo, in un ultimo anelito che già sapeva di definitiva consunzione dell'episodio televisivo legato a Telepadania, nel 2013 appunto Popoli e Nazioni, dove appunto si cercava di cogliere da parte mia l'alleanza segreta che esiste fra la Padania e una Scozia, una Lapponia. Si cercava di far capire soprattutto come queste realtà, la Scozia, le Fiandre, la Lapponia, hanno da raccontare una storia diversa, certo, diversa, perché siamo diversi per il modo con cui ci siamo accorti che qualcuno ci sfruttava, che le nazioni centraliste ci opprimevano, però con un denominatore comune che è la voglia di libertà, che è la voglia di identità, che passa attraverso quelle bandiere che sono bandiere bellissime, bandiere che hanno una storia meravigliosa, ma poi naturalmente raccontando le caratteristiche di ogni luogo, anche grazie, come al solito, a una massiccia collaborazione di chi ha lavorato anche come tecnico per le fotografie, per i filmati eccetera. Si cercava di far capire come, andando sul luogo, tutti indipendentemente dai mezzi usati, avrebbero capito quanto le Padagne d'Europa, le altre Padagne, ecco, fossero pronte per concorrere alla libertà. Certamente per la Scozia e la Catalogna il traguardo oramai è arrivato e entro il 2014 si compie un cammino che è un cammino di amore appunto per la libertà. Per noi ci sarà ancora da aspettare, ma l'attesa è forse un mezzo di elevazione, è un mezzo di conquista di certe risorse che certamente noi sentiamo dentro, noi tutti che crediamo in questo verbo di volontà che è la libertà della Padania, ma che appunto noi esercitiamo ogni giorno all'interno della nostra esistenza e a cui abbiamo dedicato anche queste trasmissioni che certamente hanno fatto la storia di una televisione minore. Qualcuno mi chiede che fine faranno quelle cassette, adesso vedremo naturalmente le videocassette che raccolgono le varie trasmissioni, ma qui appunto voglio ancora citare ancora una volta anche le trasmissioni di Gilberto Neto 99-2000, dedicate proprio alle tematiche più strettamente identitarie, di lotta e di valenza libertaria. Siamo in conclusione. E purtroppo sì. Ecco, e dell'amico sempre Polli. Naturalmente noi chiudiamo quindi questo sipario, questo siparietto. Faletti, che appena morto avrebbe detto no, lo spettacolo deve andare avanti. Andrà avanti attraverso altre forme che tutti conosciamo, certamente oramai le news, le notizie, le realtà che arrivano attraverso la rete sono molto importanti e chi veramente saprà ascoltare, ecco davvero, chi vorrà ascoltare, ascolti e capisca un messaggio di vita prima ancora che di politica e di cultura. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga a Venezia, a risentirci.